Bene, adesso siamo andati nel Bellunese con la trasmissione Voci Voci dal territorio, e vorremmo sentire il nostro amico Nardei Gianluca, che lui si occupa di un tecnico servizi statistici, rilevazioni statistiche. Gianluca, buongiorno, come stai? Buongiorno Bruno, ben trovato, mi fa sempre piacere incontrarti, oggi anche in video fortunatamente. Buongiorno ai nostri telespettatori, io sto bene, ringraziando Dio, mi sento molto bene. Qui siamo, come dire, in un paradiso terrestre e siamo un po' lontani dall'eco mediatica di questi giorni del problema legato a questa influenza che sta coinvolgendo tutto il nostro paese, sfortunatamente. E anche il mondo. Certo. Scusami, dal tuo punto di vista, girando tutto il Bellunese per le statistiche, per il tuo lavoro, tu hai contatto naturalmente con imprese, hai contatti con le famiglie, hai contatti con le industrie. E come hai vissuto, a parte l'ultima fase di questi giorni, che non ti muovi assolutamente più neanche tu, però hai i contatti telefonici. Come vivi, come state vivendo nel Bellunese, già martoriato 2 anni fa dal problema della montagna, di quel grande, come si chiama, quell'evento che c'è stato? Sì, di Vaia, tu ti stai Sì, riferendo a esatto, Vaia ovviamente, certo. esatto. Già E, messo a dura prova, bravo. certo, Come lo vivete adesso, quest'altro periodo di massacro? Beh, ti dico che sostanzialmente io mi trovo in una condizione di rapporto che mai si è interrotto sia con le famiglie, grazie al mio lavoro, sia con le famiglie che con imprenditori locali. Anche stamattina ho avuto modo di confrontarmi con un imprenditore che ha nel suo team diversi collaboratori, diversi dipendenti, il quale mi diceva che lavorando nel settore della produzione alimentare, nell'agricoltura, nella produzione diretta di beni agricoli, riscontrava ovviamente delle grossissime difficoltà, perché già nella loro filiera alimentare si trovano obbligatoriamente a fare uso di PPI, di dispositivi di protezione come mascherine con grado di protezione 2 e 3 nella produzione normale, in fase normale, e mi raccontava che in questo momento si trovano gravati anche da ulteriori difficoltà, perché se questo tipo di attività veniva svolta con dei dispositivi protettivi per un monte orario di 10, adesso questo è stato esteso a una quantità 100, quindi è molto gravoso soprattutto per i lavoratori, soprattutto per loro, quindi diminuendo la produzione e andando di fronte a costi, seppur avendo nella disponibilità di condizioni legate ai fidi e ai finanziamenti aziendali, di avere uno stop, un fermo momentaneo, però di gravi difficoltà soprattutto per la logistica, per la distribuzione, tutta una serie di elementi che portano anche un freno e un mancato ricavo, perché sai benissimo Bruno, essendo poi tu anche figura di spicco, stata figura di spicco nella condizione di rappresentanza per quanto riguarda l'aspetto commerciale, di un problema legato al mancato introito derivante dalla mancata vendita, perché tante attività, soprattutto nella ristorazione, tutte le attività sono bloccate, sono ferme, quindi al di là dell'industria di trasformazione alimentare, poi tutti i ristoranti, bar, eccetera, che utilizzano poi questi prodotti sono fermi, e quindi tanti beni purtroppo non vengono venduti e c'è un mancato ricavo e quindi una perdita. E Dal quindi punto di vista umano, come ha colpito nell'area questa pandemia?
Ma ti dico che per quanto riguarda le notizie in mio possesso, i dati statistici, i decessi sono nell'ordine di percentuali estremamente basse, fortunatamente. Per quanto riguarda il mio comune di residenza, dove vivo io, mi sembra che non siano stati segnalati casi e in provincia di Belluno i casi siano limitati a qualche giorno fa all'incirca sul 350-400 soggetti risultati positivi al Covid, quindi direi che la situazione comunque è sotto controllo. Stamattina ho parlato con un medico dell'ospedale di Belluno, il quale mi diceva che la situazione anche in ospedale sostanzialmente è sotto controllo, quindi non ci sono momentaneamente delle condizioni per cui ci si possa avvicinare alla realtà di altre province italiane come quelle che sono balzate alla cronaca in questi giorni, insomma. Poi devo dirti che noi come cittadinanza, come popolazione nella provincia, ritengo siamo anche piuttosto disciplinati, quindi ci atteniamo alle regole e devo dire anche tutte le direttive che sono state emanate per quanto riguarda la provincia e la regione sono state ottemperate dalla cittadinanza, da poi tutti i professionisti, anche da tanti artigiani che poi non hanno nella disponibilità dei loro codici Ateco la possibilità di svolgere la propria attività, però è un comportamento molto diligente, molto, molto corretto, insomma, nei confronti di tutti. Vedo che di fatto anche le persone sono molto scrupolose nel tenere dei comportamenti di salvaguardia per loro e le proprie famiglie e per il prossimo, augurandoci ovviamente che tutta questa cosa possa terminare nel più breve tempo possibile, anche perché noi abbiamo bisogno sicuramente come ambiente montano, come realtà provinciale di Belluno, vedi alle mie spalle il logo Montagna Futuro 4.0, di rilanciare la provincia di Belluno, di rilanciare fortemente la montagna, di portare questa nostra provincia come una nuova punta di diamante, di eccellenza, qualcosa che possa attirare per il futuro degli investitori nazionali, stranieri, per avere qualcosa di veramente stupendo, splendido, unico e che poche volte si è potuto ammirare. Questo per cose di cui noi, Bruno, conoscendoci, abbiamo già parlato. Certo, ma tu pensi che uno degli elementi positivi per il minor contagio che c'è nel bellunese sia dovuto anche alla minor densità della popolazione per area? Questo certamente perché c'è una minore densità di popolazione per area rispetto ai grandi centri urbani, rispetto alla provincia di Treviso, alla provincia di Venezia, di Padova e chiaramente tutte le province del Veneto molto più grandi. Ti dirò anche che ovviamente c'è un modo un po' diverso, differente di vivere anche la propria realtà quotidiana, sicuramente vissuta anche per la vicinanza con la natura, per la disponibilità anche di avere sicuramente un territorio che permetta di avere un'aria più sana, di avere anche delle condizioni differenti da quella che si possono riscontrare in un'area urbana. Ecco, quello ti posso dire che di fatto abbiamo questa condizione di favore che non esiste in altre zone. Sta di fatto però che comunque, pur avendo una situazione meno grave delle altre zone d'Italia, dell'Italia o anche del mondo, voi dovete rimanere a casa, voi dovete tenere le attività chiuse, voi dovete seguire quelle che sono le regole dettate dal nostro governo. Perciò la gravità la vivete al 100%.
Ti dirò sì, Bruno, come ti ripeto, come mi ripeto, i nostri amici, tutte le persone che fanno parte dell'area in cui vivo, in cui risiedo, vedo che tutti sono molto rispettosi delle regole. Ti dirò, incontrando le persone telefonicamente e poi nell'area del mio vicinato, trovo che comunque in tutta questa situazione emergano nuovamente un po' quei valori di cui noi abbiamo già parlato insieme molte volte nella nostra amicizia, nei nostri dialoghi, anche per i nostri incontri negli ambiti istituzionali, politici. Le persone si sentono molto più solidali tra di loro, le persone si sentono molto più vicine ai veri valori che c'erano un tempo, forse stanno riscoprendo qual è l'energia e la vicinanza che la natura può dettare e le cose che sono veramente importanti e cose che forse non reputavano ma ora possono reputare superflue per la loro vita. E questo è molto importante, ritengo, perché sono proprio quei valori che noi vogliamo ritrovare, vogliamo rilanciare, vogliamo potenziare della vita di un tempo in chiave più moderna, con dei servizi mirati alla persona, con la disponibilità di un paradiso terrestre, non oso definirlo diversamente, ma con la grande modernità che sia distante dal caos, ma con la fruibilità di servizi di alta tecnologia, di alta gamma, ma con tutto quello che è il benessere derivante dal contatto con la natura. Appunto, ripeto, Montagna Futuro 4.0, lo sviluppo di un progetto che sarà qualcosa di veramente eclatante. Ecco, ti dirò una cosa che mi ha fatto estremamente riflettere, di cui vorrei successivamente, prossimamente, quando vi sarà la disponibilità, adesso anche attraverso queste nuove piattaforme multimediali, creare un terreno di riflessione più che discussione, perché noi dobbiamo imparare a riflettere più che discutere, perché anche in questi giorni sicuramente ci rendiamo conto per le politiche che abbiamo in questo momento governate dal governo centrale, dalla regione, dalla provincia, eccetera, ci sono delle situazioni che possono essere giudicate, ma io credo che giudicare sia sempre sbagliato, è giusto confrontarsi con il prossimo, è giusto trovare delle soluzioni e credo che la cosa che ha colpito maggiormente le persone in provincia di Belluno sia stata come dire, la necessità di sentire vicina l'istituzione, e questa ti posso dire c'è stata. E per quanto riguarda le aree montane, ma anche la stessa area metropolitana di Belluno, le persone si sono, come dire, sensibilizzate sul tema sanità, e questo devo dire che è molto 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 importante, perché sia per la conca dell'Agordino, sia per la conca della zona del Cadore, sia per l'area del Valboite, Cortina, eccetera, noi dobbiamo assolutamente sempre includere nel progetto Montagna Futuro 4.0 una sanità 4.0, perché è impensabile avere una montagna popolata, una montagna dove andiamo a creare, costituire un'area elitaria 4.0 futuro, dove la sanità sia assente. È improponibile pensare, sospettare che qualcuno debba recarsi da un'area sostanzialmente lontana 50, 60, 70 chilometri per incontrare un servizio ospedaliero. Questo non è accettabile assolutamente. Dobbiamo creare le condizioni affinché questa possa esistere chiaramente. In chiusura, cosa ti senti di dire sia alle imprese, alle industrie del territorio e ai cittadini? Allora, io credo una cosa, Bruno, dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme, dobbiamo stringerci, unirci, dobbiamo creare una squadra. Una squadra può avere un leader,
ma non ha mai una persona che imponga in modo dittatoriale le cose, perché è costituita dalla collaborazione di tutti. Persone che hanno buona volontà, persone che hanno idee grandiose, persone che sono capaci di costruire e ricostruire nel tempo delle magnificenze, delle cose straordinarie. E noi, soprattutto in provincia di Belluno, abbiamo avuto degli esempi, come dire, che hanno portato lustro non solo a livello locale ma a livello internazionale. Non ti sto parlando soltanto di Luxottica, ma ti sto parlando di eccellenze a tutti i livelli che hanno fatto onore alla provincia di Belluno. Noi abbiamo delle grandissime potenzialità, abbiamo un grandissimo indotto che può essere un grandissimo volano, che può essere e deve essere assolutamente rilanciato, legato al turismo, legato all'interesse locale e soprattutto legato al poter fornire dei servizi alle persone che decidono di trasferirsi e ritrasferirsi e venire a risiedere in luoghi meravigliosi della provincia di Belluno. Noi abbiamo tutte le potenzialità. Dobbiamo in questo momento in cui ci sediamo ad un tavolo con tutte le forze presenti, ovviamente con la partecipazione e la capacità di cooptare, ricooptare delle risorse economiche, rilanciare l'economia per la provincia di Belluno. Credo che questa per noi è una grandissima occasione. Possiamo essere un faro per tutta la regione Veneto e tutti insieme nella regione Veneto, ognuno per la sua eccellenza, deve dare la disponibilità per ricreare forte l'immagine che è già forte e mai si è indebolita l'immagine del Veneto, ma soprattutto noi in provincia di Belluno, dove come densità di popolazione siamo minori rispetto ad altre province, ma abbiamo una forza per quanto riguarda il territorio, la natura, l'immagine e la purezza di questi luoghi che pochi hanno al mondo. Grazie Gianluca, io ti saluto, ti ringrazio per lo spazio che ci hai concesso e cosa devo dire? A risentirci presto per portare avanti quei progetti che tu hai caldeggiato anche nei saluti ai tuoi concittadini. Ciao. Certo Bruno, ciao, buon lavoro, arrivederci. Grazie altrettanto. Grazie, a presto.